raccontarci un po' della tua creatività. Se posso, prima di dare la parola alla nostra autrice, vorrei fare delle mie considerazioni personali riguardo questo libro che ho avuto l'occasione di leggere più e più volte anche durante quest'estate. Nuda Errante è un romanzo filosofico, secondo me, che compatta bene la realtà con l'elemento fantastico, l'elemento di fantasia che l'autrice ci descrive, un po' come uno specchio che, diciamo, riflette la nostra immagine e di conseguenza anche la percezione che abbiamo di questa, quindi è veramente capace nella sua scrittura, Serafina, bravissima. E un'altra cosa, scusate, c'ho la mascherina. Se dovessi descrivere questo libro con un aggettivo, lo descriverei, cioè sarebbe rivitalizzante, perché è quello che io ho provato appena ho concluso la lettura di questo libro. È un libro che ha veramente la capacità di infonderti molta sicurezza in te stesso e nonostante tutti noi siamo diversi, ci approcciamo in modo diverso alla lettura, riesce a dare le risposte alle domande di ognuno di noi, quindi penso sia veramente un qualcosa di speciale che ci possa regalare tanto, quindi grazie Sara di questo e lascio a te la parola per condurci in questo viaggio all'interno della tua creatività, quindi grazie mille. Ti ringrazio Francesca, è difficile proseguire dopo una presentazione così alta. No, mi ha lasciato veramente tanto, quindi ci tenevo a esprimere la mia personale considerazione, quindi lascio a te comunque illustrare la tematica del nostro viaggio. Ringrazio. Grazie a te. Intanto vi ringrazio anche io per essere qui e sono veramente felice di vedere che siamo numerosi. Sono contenta di essere qua perché Belluno non è una città qualsiasi, certo fare una presentazione ovunque è una cosa bella, per l'amor di Dio, però ovviamente presentare nella propria città, soprattutto nella libreria che ha sfamato la mia sete di conoscenza negli ultimi tipo 20 anni, per me è molto bello. E infatti mi piacerebbe rivolgergli una domanda. Secondo voi che cos'è la paura? Visto che, ecco, siccome vi ho appena detto che per me è importante il dialogo, mi piacerebbe anche instaurarlo con voi. Quindi al di là di quelle che possono essere le definizioni che potremo trovare sui libri, secondo voi, basandovi sulla vostra esperienza, sulle vostre percezioni, sulle vostre idee, che cos'è la paura? Il silenzio mette paura. Sì, ed è per questo che vogliamo riempirlo. Ma Spesso. può essere una risposta alla realtà, insomma, nel senso che è un modo in cui le persone, come per altri, diciamo, emozioni e sentimenti, mettono, diciamo, loro stesse all'interno di un contesto di realtà, insomma. Mi piace questa correlazione che ci sia già tra paura e realtà. Quanto la paura è reale, quanto esiste davvero la paura o è una nostra immaginazione secondo te? Cioè, è qualcosa che ci creiamo noi o è qualcosa di oggettivo? La paura è un'emozione che noi proviamo e che diventa comportamento e quindi diventa realtà. Paura perché magari ascolto gli altri che mi dicono che devo temerla, oppure perché ho fatto delle esperienze negative, traumatiche, oppure perché ho accumulato tutta una serie di piccole esperienze che sommate insieme hanno dato ancora una volta un trauma. E quindi io inizio a gestire male la mia paura, o una delle possibili paure, ce ne sono tantissime, non c'è la paura con la P maiuscola, quella generalizzata, è ancora un'altra cosa. È il terrore, che mi porta all'ispirazione, poi per fortuna ci sono paure un po' più settoriali, diciamo, settorializzate. Però io inizio a gestirla male quando non la guardo più in faccia, non la conosco più, quando inizio ad immaginarmela, a vederla lontana, non distinguerne più i connotati, quando di fatto io dico me la metto alle spalle. Quando corro via, quando me la voglio lasciare indietro e inizio a immaginarmela con fattezze diverse da quelle che ha. D'altra parte noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo.
e sarebbe bello approfondire tutto il discorso sullo stress. Comunque, il fatto di evitare la paura mi porta all'elaborazione di credenze, di idee che diventano limitanti, e io sulla base di quelle idee inizierò a costruire la mia realtà e a fare in modo che la mia realtà mi confermi quelle idee, perché spesso e volentieri abbiamo un ego che non ama mettersi in discussione. E se sarò abbastanza bravo mi costruirò questo mondo che va come voglio io, anche se mi porta verso fallimenti. Siamo bravissimi ad autosabotarci, solo perché la mente non vuole mettersi in discussione, o perché decidiamo di percorrere delle strade che in passato ci hanno portato da qualche parte, ma che adesso non sono più funzionali, non arrivano più ai risultati. E quindi facciamo tutte queste cose pensando magari anche di farci del bene, e ci costruiamo una realtà che va come vogliamo noi, ma non è la realtà vera. E seguendo queste idee, volendole confermare, seguendo le strategie sbagliate, arriviamo anche a confermare quel mondo, confermare quelle credenze, e questo viene chiamato spesso profezia autoavverante. E questo mi porta finalmente a parlare di Nuda Errante. Perché Nuda Errante che cosa ci propone? Tratta di due mondi, la realtà, quella vera, e un'altra realtà. Un'altra realtà che prende sostanza sulla base di quello che credono, che sentono gli esseri umani. Alcune persone riescono a vedere anche la seconda realtà, il secondo livello di esistenza, la stragrande maggioranza delle persone no. Ovviamente vi faccio un grandissimo spoiler, Laila vede anche la seconda realtà, e il romanzo Nuda Errante parla di Laila, questa giovane ragazza di 30 anni che parte per un percorso formativo dove esperirà questo secondo mondo, questo secondo livello di esperienza, popolato da creature molto affini all'essere umano. Nel primo libro lei incontrerà e affronterà le manifestazioni delle paure dell'essere umano, quindi avrà la possibilità di parlare con la paura di se stessi, la paura della morte, la paura del giudizio degli altri, avrà anche la possibilità di trattare temi anche diversi come la giustizia, l'infelicità, la sofferenza. Ma la cosa bella è che se le troverà di fronte, perché in questo secondo livello proprio i valori, i disvalori, le percezioni dell'essere umano prendono sostanza, concretezza, se le troverà di fronte in maniera simbolica e le farà conoscere, le spiegherà al suo compagno di viaggio, che è il gatto parlante Morgan. Il mio preferito, se posso dare la mia preferenza sul personaggio. E tra l'altro Laila ha il suo modo disfunzionale, lo capirà che non è proprio il top per affrontare la sofferenza, uno dei tanti modi che l'essere umano può trovare. Lei ha deciso di accentuare il suo lato razionale per depotenziare quello emotivo, che è una delle possibilità che l'essere umano ha per affrontare la sofferenza, e nel corso del romanzo comunque verranno trattate anche altre modalità. E arriverà a capire alla fine che anche lei aveva le sue idee limitanti. Come compagno di viaggio c'è un perché o è stato casuale? Allora, potrei dare delle motivazioni molto belle, perché il gatto è un elemento mistico che nella letteratura ha sempre avuto. Che è la risposta che ci aspettiamo tutti, però La verità è che io avevo un gatto di nome Morgan e che è stato il mio compagno per tanto tempo. Adesso ne ho un altro, è Lucifero, però non è il gatto che troviamo in Nuda Errante. quindi E poi perché il gatto è filosofo, cioè devo scegliere. Filosofia e diciamo carattere felino vanno a braccetto, quello sì è vero. Lo sento, mi viene l'angoscia, ma lo sento solo io. È il mio cuore, come un'altra me stessa, che mi appare abbandonato in una cella e che piange.
Il suo lamento riesce a raggiungermi, sebbene a separarci ci siano leghe infinite, e questo perché, nonostante tutto, il nostro legame è indissolubile. Col tempo però ho imparato a non ascoltarlo e a lasciarlo in quella cella così fredda e solitaria. Il mio cuore soffre per me. È l'unico che mi capisce, per questo piange e si lascia domare. Sa che soffro e che rappresenta il mio io interiore, per questo si lascia domare. A volte la notte mi capita di sognarlo. La mia mente lo immagina rinchiuso in una cella, giù nello scantinato della mia vecchia casa. Dalla mia camera inizio a sentire il suo lamento e così, rattristata, scendo lentamente le scale per arrivare allo scantinato. E ogni volta lo vedo lì, nel fondo della cella, attraverso le sbarre di ferro, confinato in un angolo. Sa che mi dispiace, che odio comparirgli davanti per la vergogna di quello che ho fatto, ma tace e piange sommessamente. Credo che non abbia nemmeno il coraggio di farlo con forza. Il mio cuore non mi odia e ogni volta mi chiede: fino a quando potrai continuare così? Non riesco a rispondere. Io non temo il suo giudizio, ma quello degli altri. Essi si permettono di pronunciare sentenze aride e intolleranti verso di noi, lame taglienti di pugnali lanciati a tradimento. Cuore ferito, ma sottoposto al supplizio della sopportazione e dell'accettazione, forse troppo. Oh, caro cuore mio, tu lo sai perché ho preso questa difficile decisione. Non ero più capace di vederti soffocare nei singhiozzi. Non avevo più la forza di ricucire le tue numerose ferite. Nessuno ti ha mai trattato con rispetto. Persino le persone a te più care hanno scelto di farti del male. E tu ogni volta sei rimasto lì, con la tua eroica ingenuità, a farti colpire da tutti. Tu non hai mai voluto ascoltarmi, non hai mai voluto proteggerti. Mi hai sempre ripetuto: io non diventerò peggiore, perché il mondo mi delude. Io non voglio aumentare la sofferenza del mondo. Al contrario, voglio cercare di migliorarlo. Voglio scommettere su quella persona, magari questa volta sarà diverso. E come sempre, come nelle profezie dell'odiata Cassandra, i miei avvertimenti trovano riscontro nei fatti. Non sai quanto mi dispiaceva, quanto soffrivo nel tornare da te con quella misera vittoria nella mano. Avrei voluto prendere sulle mie spalle il tuo dolore, avrei voluto sollevarti dal fango in cui ti avevo gettato per mostrare la tua gloria, l'altezza del tuo sentire. Ma la mente non può fare simili cose. Caro cuore mio, tu mi vuoi bene, mentre io ti capisco e ti rispetto. Per questo, per proteggerti, ti ho abbandonato. Aspettami, attendi pazientemente che il mondo cambi e io tornerò a camminare con te nel profondo del mio petto.